Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale, io sono Tommy e quest'oggi vi porterò assieme a me per andare a visitare una delle più grandi e più belle città del mondo. Signori, prendiamo l'aereo e voliamo in Turchia, precisamente a Istanbul. Ma che cosa c'entra una grande e bella città come Istanbul con il mio canale a tema ferroviario? Beh, è presto detto, perché infatti probabilmente pochi lo sanno, ma a Istanbul c'è uno dei più grandi e più bei musei che riguardano anche il trasporto ferroviario in questo caso, sia dal punto di vista dei modelli che con treni reali, e che se avete l'occasione va assolutamente visitato. Stiamo parlando del Rami Koch Museum, che è il primo e il più grande museo in Turchia dedicato alla storia del trasporto, dell'industria e della comunicazione. È situato in un'area davvero molto bella sulle rive del Bosforo e al suo interno possiamo trovare da auto storiche passando per aerei, navi, pullman, oggetti appunto industriali fino ad arrivare ai nostri amati treni. Ci sono ben due aree dedicate alla ferrovia. La prima riguarda i modelli, in questo caso potete ammirare queste bellissime locomotive a vapore in miniatura, sono le più famose mai costruite, e ovviamente non poteva assolutamente mancare quella che probabilmente è la più famosa in tutto il mondo, ovvero la mitica Big Boy. Ma per gli amanti come me del modellismo in scala, in questo caso in scala H0, c'è anche questo bellissimo plastico ferroviario in stile turco, costruito circa una decina d'anni fa e che ha anche vinto un premio in Turchia, davvero molto bello da vedere. Purtroppo il plastico è statico, per cui non c'è nulla in movimento, peccato perché mi sarebbe davvero piaciuto vederlo in funzione, ma ne vale comunque la pena. Ma una delle chicche di questo museo, soprattutto per noi italiani, è che nella parte esterna di questo veramente grande museo, ci vogliono almeno 2-3 ore per visitarlo e vi assicuro che ne vale assolutamente la pena, troviamo dei treni reali, restaurati e portati qui, locomotive magari turche, ma non solo, perché pensate che infatti qui c'è uno dei forse treni più iconici della ferrovia italiana. Sto parlando della Littorina, uno dei treni appunto più famosi che probabilmente tutti conosceranno, anche se magari chi come me, magari che è ancora un po' giovane, non ha mai avuto ancora il piacere di salirci sopra. Beh, in realtà l'ho fatto, e l'ho fatto in Turchia, appunto perché all'interno di questo museo si può salire a bordo di alcuni mezzi, tra cui appunto la Littorina. Insomma, questo museo per me è stato davvero una bella scoperta, e se ne avete l'occasione, se capitate a Istanbul e avete una mezza giornata a disposizione, vi consiglio di andarlo a visitare. Ora lascio spazio ai video e alle immagini che così possono raccontarvi meglio l'esperienza che potreste anche voi avere andando a visitare questo splendido museo. Vi lascio in descrizione tutti i link, tra cui quello del museo se volete acquistare i biglietti o andarlo a vedere. Vi ripeto, andate a vederlo se avete l'occasione di andare a Istanbul, se siete comunque amanti del genere. Io vi invito come sempre a lasciare un like e a iscrivervi al canale per non perdere nessuno dei prossimi video.